Buonasera e bentrovati dalla splendida location di San Pietro di Feletto. Siamo qui ospiti dell'amministrazione comunale, qui con me il sindaco Cristiano Botteon. Sindaco, buonasera. Buonasera Mirko. Allora, abbiamo preso un po' di freddo in questa giornata, però adesso siamo qui al calduccio, meno male, aspettando di uscire nuovamente a prendere un'altra botta di freddo, ma per vedere insomma una befana che solito qui a San Pietro di Feletto non occorre che ve lo racconti, perché è una delle iniziative più belle e più simpatiche che ci sono da sempre, seguita da molti, non soltanto di San Pietro di Feletto, ma i coneglianesi per esempio, certo. Cito sempre quelli, o i vittoriesi, salgono qui in quel di San Pietro. Botteon, noi abbiamo avuto un paio d'ore di questa bellissima altra manifestazione organizzata di pari passo in questa giornata, che ha portato ad accendere i fuochi nei vari panevin con la solita e bella manifestazione appunto dell'accensione del panevin con le fiaccole, con i tedofori, questo abbiamo visto e questo abbiamo sentito. È stata come ti dicevo anche in privato, è stata secondo me una edizione più partecipata, soprattutto non tanto dal pubblico perché ce n'era tantissimo, ma dalle amministrazioni comunali, segno che ci credono, ci credete? Beh, ti dirò proprio che è uno degli appuntamenti dove generalmente gli amministratori ci sono tutti, perché come hai detto tu è una manifestazione che anticipa i vari panevin di tutti i comuni. I comuni sono 13, per cui gli amministratori hanno la voglia di essere presenti, perché insieme ai loro concittadini dopo partono e vanno verso i panevin delle varie frazioni o comunque del comune, per cui è una cosa molto partecipata. Mancava qualche sindaco che ha delegato assessori, perché purtroppo il periodo è quello che l'influenza batte forte, insomma, però diciamo che effettivamente tutti i comuni erano rappresentati e è stata sicuramente una bellissima manifestazione, molto partecipata anche da un punto di vista anche dei cittadini di San Pietro, che ne hanno notati più di qualcuno, che di solito sono un po' magari restii, invece erano in tanti, tantissime associazioni, tantissimi alpini, tantissimi labari dell'Avis, insomma tanta presenza, ma si sapeva che era un appuntamento che comunque portava tante persone. Tipico però delle nostre novene, fa il suo ingresso nel sagrato di questa chiesa, accompagnato dai parroci di Rua, San Pietro, Santa Maria e San Michele, e dal parroco di Bagnolo. Fa il suo ingresso Sua Eccellenza il Vescovo di Vittorio Veneto. Il brulè, il tè e tutte queste cose, senza di loro non si andrebbe mica avanti. Sì, allora dir sempre grazie forse non va bene, però poi si abituano bene? No, però è necessario, perché anche il grazie al volontario fa piacere, ma tante volte viene inflazionato, però obiettivamente senza i volontari, io ringrazio ovviamente la parola perché vediamo quello che stanno facendo adesso, vediamo quello che hanno fatto un'ora fa, ma parliamo che ci sono persone che sono qua da una settimana, questa notte chissà che ora finiranno, domani sono comunque qua, per cui come dici tu Mirko, senza i volontari non si fa niente, e la fortuna che nel nostro territorio, bello, UNESCO, tu quel che te vuoi, però senza i volontari le amministrazioni non farebbero niente, e senza l'aiuto dei volontari non avremo tutte queste manifestazioni che anche questa sera ci hanno dato dimostrazione che il territorio c'è. Il territorio c'è, e un altro momento saliente, un altro momento importante di questa manifestazione, di questo pre-Panevin, è stato anche il saluto del Vescovo. Per il Vescovo si trattava di una prima uscita forse importante in questo modo di fronte a tanta gente così. Assolutamente, è la prima uscita sicuramente dell'edizione del Panevin, perché è 7 mesi e mezzo, mi sembra 8 che è il nostro Vescovo. L'ho visto, secondo me è una persona intanto molto intelligente, nel senso che sa calarsi nella parte, ovviamente, una persona molto disponibile. L'ho visto all'uscita dalla chiesa un po' sorpreso del numero di persone, però insomma ci ha parlato 5 minuti prima che uscisse, insomma entusiasta di questa nuova esperienza. Era la prima, il prossimo anno sicuramente saprà come affrontare, come gestirla, perché non si aspettava forse
forse questo tipo di manifestazione. Sì, forse, probabilmente sì. Deve calarsi nella parte del vescovo che alla comunità tutta dà un segno di vicinanza, non tanto legato forse alla parte clericale, ma più che altro a quello che è il rito che, ricordiamoci, è di origine pagana, insomma, è un qualcosa che va al di là di quello che è il cattolicesimo. Ultima cosa da sottolineare, questo fatto di questa, mi sa tanto di Naia, no? Di questo passaggio della stecca, invece è il passaggio della scopa da parte della vostra organizzazione, diciamo così, di San Pietro di Feletto, dalla Proloco, da tutti voi, ad un'altra amministrazione che curerà il prossimo anno quello che avete fatto voi quest'anno. Il passaggio della stecca, in questo caso della scopa, della Befana, avviene quest'anno, è avvenuta quest'anno tra il comune di San Pietro di Feletto e la Proloco di San Pietro di Feletto e il comune e la Proloco di Pieve di Soligo, che ospiteranno l'edizione 2027. E anche questa è una tradizione. Nella scopa, che adesso vediamo anche nelle immagini, c'è scritto, ovviamente, ci sono scritti tanti nomi dei vari comuni, l'ultimo è quello di San Pietro di Feletto, il prossimo anno si scriverà Pieve di Soligo, che passerà la stecca di conseguenza a un altro comune. È un rito. Sa un po' di militare, chi ha fatto il militare sa cos'è il passaggio della stecca, ma in realtà è un passaggio simbolico, dare proprio il benvenuto al nuovo comune che ospiterà questa manifestazione. Sindaco, parlavamo prima in privato sempre di questo discorso che dovremmo smussare ancora di più questo campanilismo, no? Ci siamo riusciti in parte, ci siete riusciti in parte, c'è ancora un po' di campanilismo che io smusserei, insomma, qui dietro abbiamo una bella chiesa, un bel campanile, però insomma... Sì, allora il campanilismo si sta smussando, come dici tu. Diciamo che anche a livello di amministrazioni locali c'è molta più coesione, partecipazione e interazione tra le varie amministrazioni. Non è facile perché il campanile fa parte dell'essere nostro, probabilmente, non soltanto nostro, ovviamente è l'uomo che fa del campanile verso l'altra persona. Bisogna un po' smussarlo, questo non vuol dire togliere le differenze, le radici, tutto quello che è ovviamente tradizione, però l'interazione sicuramente ci sta, ma ti dico, guardando la cosa con un più ampio raggio, insomma, le cose da questo punto di vista stanno migliorando, la coesione sta comunque avendo effetti, per cui insomma siamo a un buon punto, non siamo alla fine, ma insomma ci stiamo lavorando e stiamo lavorando bene. Benissimo, noi ci lavoriamo e ci lavoreremo. Allora parliamo di quello che sta succedendo fuori, perché alle nostre spalle, poi le telecamere inquadreranno, alle nostre spalle insomma c'è questo movimento particolare, insomma tante persone sono già arrivate, si stanno accalcando. Più o meno ho visto vicino al Panemin perché fa piuttosto fresco, sì. e quindi tra poco ci sarà la cosa simpatica appunto di San Pietro di Feletto e di Rua in questo caso è proprio questa calata della vecchia, che poi a un certo punto la calata della vecchia non cala più perché 7, 8 volte e poi finalmente va a bruciarsi, giusto? No? Esatto, sì. È proprio la peculiarità del Panevin di Rua di Feletto è questa, inventata ormai tantissimi anni fa dai volontari di cui si parlava prima, e non a caso hanno creato un qualcosa che oramai è diventato veramente iconico. Questa Befana parte non arriva mai subito, perché ovviamente lo spettacolo vuole la sua parte, e diciamo che soprattutto nei bambini, ma non soltanto nei bambini, anche negli adulti, si crea questa sorta di attesa, di suspense, che è quello che effettivamente differenzia l'accensione del Panevin di Rua da tutti gli altri. È vero, come dicevamo prima, insomma, da anni, da secoli no, ma insomma da anni che c'è questa, dove andiamo a fare il Panevin? A Rua, a San Piero, sì. Quindi ok, bene. Tra l'altro vediamo dall'immagine che le persone sono veramente tante, sì. Per cui insomma, e sono, come dici tu, tutte là vicino a Panevin, nella speranza che... L'ho viste prima in effetti, ma giustamente, quasi ci andiamo anche noi tra poco. Per chiudere, diciamo, non mancano le specialità culinarie, perché sono bravi questi. Questi no, diciamo che hanno gli alzo parquet, come si detto, no? Per cui no, ovviamente la parte culinaria è importantissima, anche perché tra l'altro sono arrivate tante persone
che prima non c'erano, ma tante di quelle che erano presenti alla manifestazione prima si sono già fermati per mangiare qualcosa. Insomma, dopo c'è la tradizionale pinza fatta in casa dalle volontarie della Proloculo. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per passare una bella serata, e dopo il vero motivo di attesa. Dove andrà? Le faville, dove andranno? Di qua o di là? Noi non diciamo niente. Ma lei, sindaco, è capace di interpretare? Ho contattato qualcuno ma non mi ha risposto. ma di alti piani o? Altissimi piani, vabbè. E allora noi, in attesa dell'accensione, e tra poco vi lasceremo i microfoni e lasceremo le telecamere a fare il nostro lavoro, noi ci fermiamo qua. Sindaco, noi ci vediamo il prossimo anno in ogni caso. Assolutamente. D'altra parte ci vedremo qui di nuovo. Qui a San Pietro voi ci siete spesso, a noi fa piacere, ci troviamo spesso, a noi fa piacere, se a voi fa piacere siamo qua. Allora il panino ci aspetta giù, l'ombra ci aspetta giù, il brulè ci aspetta giù, caldo. Assolutamente. Penso che questa sera andrà via bruciato. Ho paura che andrà via molto più che bruciato. Ringrazio il sindaco Botteon che è stato qui con noi quest'oggi proprio per anticipare, insomma, tra pochi istanti vedremo l'accensione del Panevin di San Pietro di Feletto qui a Rua di Feletto. A tutti voi buona serata, buona giornata e buona Epifania a tutti. Buona Epifania a tutti e buon anno a tutti. E buon anno a tutti. Esa può essere.
E mentre bruciamo la mezza ci presentiamo, noi siamo gli Spaghetti Gang. Interessante. Allora, noi facciamo un po' di rockabilly, blues, rock and roll, cose dannate. E questo è un pezzo che si chiama Soul Man. Buon 2026 a tutti! Baby, you talk about